Che Galileo Galilei fosse uno scienziato è noto a tutti, che fosse pure un innovatore, viste le bacchettate ricevute dai suoi contemporanei, è altrettanto noto. È passato qualche anno da quando Galileo bazzicava la città del santo, ma il suo spirito libero è ancora ad esempio da queste parti, tanto che dal 6 al 12 di maggio si terrà proprio a Padova la settimana della scienza e dell'innovazione, il cui fulcro sarà la cerimonia di consegna del premio Galileo per la divulgazione scientifica. La manifestazione nasce dal connubio fra questo prestigioso premio e il Galileo Festival dell'Innovazione, che hanno unito le forze per dare alla luce un maxi cartellone di eventi e proposte che coinvolge decine di realtà del mondo scientifico, culturale, imprenditoriale e associativo, mettendole in rete con le istituzioni cittadine per proporre iniziative nelle proprie sedi o negli spazi del sapere padovano. Un bel modo per aprire al mondo i luoghi della scienza, come lo Scrigno delle Meraviglie dell'Accademia Galileiana. Bisogna dire che è un'accademia in cui si fondono le due culture, quella umanistica e quella scientifica, e questa interazione tra umanisti e scienziati è il bene più prezioso, si può dire, di questa accademia, perché consente quella interazione che altrimenti non è più possibile trovare, quell'interazione che non è più possibile trovare in altre situazioni. Il premio Galileo si inserisce quindi in un cartellone con oltre 80 appuntamenti e 200 relatori, costruito con l'obiettivo di permettere a tutti di scoprire idee e progetti che cambieranno il futuro. A Padova arriveranno grandi nomi della ricerca scientifica, al centro del dibattito il tema della formazione delle competenze per le imprese che innovano con il coinvolgimento dell'università. Padova oggi è un grande luogo di produzione scientifica, di ricerca, di innovazione, che vede un dialogo serrato tra mondo della ricerca scientifica ed imprese, che è un po' la filosofia che ci ha portati a costruire questa settimana della scienza come luogo di scambio tra istituzioni scientifiche e società padovana, grazie al concorso veramente di tantissime istituzioni di ricerca scientifica presenti nel territorio.